La parola a Remo Sezza. Due brevissime considerazioni per quanto riguarda i vari progetti di riforma degli interventi e dei servizi sociali. Allora, io credo che bisogna partire da due considerazioni. Prima, che il settore sociale è stato quello più penalizzato in questi anni, le riduzioni delle risorse destinate al sociale sono state terribili. Insomma, abbiamo visto quella tabella che Marco presentava, che era una tabella sui 10 fondi più importanti del sociale, che dalla legge di stabilità nazionale approvata nel dicembre 2010 ha avuto una riduzione fortissima, insomma, più di 2 miliardi sono stati sottratti alle politiche sociali. Una seconda cosa, bisogna partire che il sistema degli interventi sociali è un sistema che ha due versanti fondamentali. Uno è quello delle erogazioni monetarie garantite direttamente dallo Stato, un secondo è la rete dei servizi affidati agli enti locali e alle regioni. Ora, la rete dei servizi affidata alle regioni e agli enti locali è stata ampiamente riformata, profondamente riformata dalla 328, che è la legge di riferimento dei servizi sociali, mentre nulla è stato fatto per quanto riguarda le erogazioni monetarie. Quindi ci troviamo in una settorialità, in due versanti del welfare, che in qualche maniera debbono essere ricomposti in un disegno unitario. Ecco, io credo che qualsiasi progetto di riforma dei servizi debba partire da questo, cioè ricostruire in un progetto unitario questi vari versanti, questa molteplicità degli eventi, e i principi su cui si può basare una qualsiasi riforma sono quelli della 328, che è la legge di riferimento degli interventi sociali. Quindi non è che dobbiamo o modifichiamo la 328 oppure riprendiamo questi principi. I principi sono quelli noti a tutti quanti noi, cioè l'universalismo delle prestazioni, la personalizzazione degli interventi, la territorializzazione degli interventi, quindi è impensabile che dallo Stato si dia un intervento direttamente a Marco Sanna di La Maddalena, cioè è incredibile che si possa arrivare a questi tipi di intervento. Quindi personalizzazione degli interventi, territorializzazione, universalismo, questi sono i principi su cui si basa. Secondo principio su cui si deve basare è partire dal fatto che le risorse destinate al sociale sono state ridotte sensibilmente, quindi in qualche modo bisogna trovare delle modalità poi per valutare l'adeguatezza delle risorse alla pluralità degli interventi che esistono nel sociale. Ecco, se poi il discorso lo portiamo a livello nazionale, regionale, credo che il discorso sia per certi versi più semplice, cioè non c'è alcuna partecipazione, cioè la Sardegna non è parte di questo grande dibattito sulla riforma del servizio sanitario. Addirittura i 5 milioni che sono stati attribuiti dallo Stato alla Regione, mentre negli anni scorsi erano 22, sono diventati un merito dalla giunta regionale, dimenticando appunto che in realtà sono stati sottratti 18 milioni alla Regione, solo dal Fondo delle politiche sociali, è stato annullato il fondo della non sufficienza, quindi tutta una serie di altri interventi. Quindi in realtà non si trattava di vantare del fatto di aver ottenuto 5 milioni di euro, ma in qualche maniera di lamentarsi di aver perso delle entità finanziarie molto grandi. Ecco, in realtà le politiche sociali non sono un sistema, sono una pluralità di interventi, che senza una pluralità, senza una valutazione precisa della loro utilità, della loro rispondenza alle esigenze della popolazione. Cioè le politiche sociali non sono valide di per sé, sono valide in quanto rispondono alle esigenze delle famiglie e delle persone. Se le esigenze delle famiglie e delle persone cambiano, naturalmente il sistema delle politiche sociali deve avere una capacità di reagire, di adeguare l'azione a queste. Ecco, questo la realtà, questo deve essere il modo di affrontare le politiche sociali. Invece tutto questo non c'è segnale di questo, si continua a giustapporre, a sovrapporre degli interventi l'uno all'altro. Nel settembre scorso addirittura è stato approvato un programma che prevede appunto soggiorni di cura
soggiorni di cura, diciamo, per invalidi di guerra, eccetera, insomma, finanziando delle prestazioni al di là di quanto i livelli essenziali prevedono, insomma. Quindi siamo diciamo, a degli interventi assurdi, insomma. Sono stati finanziati dei progetti che prevedono un riordino dei consultori familiari, ma senza un progetto, ma semplicemente finanziando diciamo, specifici interventi, specifici progetti, ma senza un progetto generale che dia un senso, una direzione alle cose da fare. Così, ma di questi progetti ci sono un'enormità, senza che si sia considerato un sistema dei servizi sociali che in qualche maniera abbia degli obiettivi, una direzione, eccetera. Insomma. Finanziamo con 23 milioni il rifinanziamento, la ristrutturazione, la riqualificazione delle strutture residenziali, senza stabilire, insomma, inizialmente almeno i requisiti che devono avere queste strutture. Cioè noi ristrutturiamo una struttura residenziale per anziani senza sapere la dimensione delle stanze, senza sapere, insomma, quanto il personale che deve essere, diciamo, che deve essere rapportato agli ospiti, insomma. Scusate, quindi insomma, diciamo, con non si capisce bene come questi progetti possono essere valutati. Gli altri quasi 4 milioni vengono destinati agli oratori, insomma, che è stato sulla base di una legge che è stata approvata da tutte le forze politiche, però senza un progetto, diciamo, si rischia non di accrescere la capacità attrattiva degli oratori, ma semplicemente di migliorarne l'ambiente fisico, insomma. Questo in qualche maniera, perché non si ha un progetto di nessun genere, insomma. In realtà noi dobbiamo partire da alcune considerazioni di base, cioè il welfare in Sardegna, le politiche sociali in Sardegna hanno una dotazione finanziaria notevole, insomma. Noi abbiamo visto che, diceva Marco prima, insomma, abbiamo 168 mila euro pro capite, insomma, contro i 111, diciamo, della media nazionale, quindi, insomma, voglio dire, abbiamo una dotazione finanziaria. Questa ci consente poi di articolare progetti, interventi, ma in una modalità per molti bersanti. Scusate, un po' di acqua. Sì. Ecco, la seconda considerazione è il fatto. Il secondo aspetto che noi abbiamo nel welfare, diciamo, il grosso della spesa, in realtà va attorno a due strutture portanti. Uno è il fondo della non sufficienza e l'altro gli interventi per la povertà. Ecco, sia l'uno che l'altro costituiscono dei sistemi in cui si prevedono tutta una pluralità di programmi che vanno mantenuti nel loro equilibrio e nelle reciproche distanze. Cioè, mi spiego, quando, diciamo, il Fondo per la non sufficienza era stato istituito con una legge finanziaria del 2007, prevedeva una pluralità di interventi che andava dalle leggi di settore che in qualche maniera prevedevano delle indennità quasi compensative rispetto alla ridotta capacità di lavoro che potevano avere certe persone con determinate patologie, oppure per consentirgli, diciamo, l'avvicinamento, diciamo, l'accesso ai servizi sanitari delle persone con patologie, appunto, insomma. E poi tutta una serie di progetti, di programmi che in qualche maniera dovevano affrontare una domanda che è obiettivamente molto differenziata, insomma. Chi è in una condizione di non autosufficienza obiettivamente ha delle condizioni comunque sia molto differenziata, fino ad arrivare al ritornare a casa, che consentiva, diciamo, che in qualche maniera era l'intervento più intenso, insomma, che prevedeva un'intensità, diciamo, maggiore. Quindi, diciamo, ecco, questo equilibrio è stato continuamente modificato nei primi anni, in quanto obiettivamente il programma Ritornare a casa inizialmente si sovrapponeva con la 162, quindi in qualche maniera bisognava riequilibrare, riprendere delle distanze fra un programma e l'altro. Se non si ha questa consapevolezza, questa capacità di interagire col tessuto sociale, il rischio è che il sistema poi non abbia i suoi equilibri, perderla. La stessa cosa per il sistema della povertà, diciamo, per quanto riguarda invece gli interventi per la povertà, così chiudo. E allora, gli interventi per la povertà in realtà si basano su alcune distinzioni. La prima distinzione è questa, diciamo, che
Chi cade in povertà può aver bisogno di bisogni intensi, dell'intervento intenso in termini sociali e sanitari, e quindi in qualche modo va affrontato con determinate modalità. Altri non hanno bisogni di carattere sociale, ma hanno semplicemente bisogni di formazione, di riqualificazione per un ringresso nel mercato del lavoro. Quindi non tutte le persone che sono in condizioni di povertà devono essere inserite in un programma di povertà, ma solo una parte. L'altra quota in realtà è più compito di politiche attive del lavoro. La seconda distinzione nasce dal fatto che la povertà è prevalentemente una condizione provvisoria. Tutte le statistiche ci dicono che su 100 persone che entrano oggi in povertà, circa il 50% escono dopo un anno, il 75% escono dopo 3 anni, solo il 4-5% rimangono per molto tempo in povertà. Se poi andiamo a osservare le famiglie per circa 8-9 anni, scopriamo che circa il 50% delle famiglie sono cadute almeno una volta in povertà. Ecco, questo cosa vuol dire? Che i programmi per la povertà hanno un'esigenza, quella di favorire questo turnover continuo, di far uscire le persone dalla povertà. Se invece stabilizzano la loro clientela, se stabilizzano, allora poi implodono, non sono ingestibili. Io credo che questo stia succedendo un po' ai programmi della povertà della regione Sardegna. In realtà diventano un circuito assistenziale che non riesce a far uscire nessuno, perché nessuno viene spinto da fuori, e si spinge fuori con programmi sociali, e su questo, se non si ha questa consapevolezza, non credo che si possa gestire un programma di questa complessità. Grazie. Scusa Remo, prima di aprire il dibattito, se puoi ricordare l'iniziativa di sabato. Scusate, allora abbiamo due importantissime iniziative. Una è un seminario, che è un seminario di approfondimento sulle politiche sociali, in cui vedrà la partecipazione di diversi relatori sia regionali che nazionali. Quelli nazionali sono Ranci Ortigosa, che aveva predisposto un documento di riordino generale di tutte le provvidenze in materia economica e assistenziale, del Nerina Dirindini, che conosciamo bene, e poi di Gavino Macciocco, che è un esperto dei sistemi sanitari. Quindi sarà, questo è il primo seminario, quello che si svolgerà venerdì 13 a partire dalle ore 15 al T-Hotel. È un seminario che riguarda 80-100 persone, e dovrebbe riguardare più persone che intendono approfondire queste tematiche. Il 14 sempre al T-Hotel invece un seminario pubblico, in cui le stesse tematiche saranno poi portate in una discussione pubblica. Benissimo. Grazie Remo. Allora chiedo sabato alle 9 al T8.